11ª giornata del campionato di eccellenza Girone A ed è anticipo al sabato sera per il Licata capolista che ospita il Cus Palermo di mister Zappa Vigna in una partita anticipata di qualche ora per consentire di disputare nel migliore dei modi il recupero di mercoledì tra la formazione di Bonfatto, prima in classifica, e il Partinica Audace, partita in programma allo stadio di Terrasini. Ma andiamo col film della partita perché attacca subito a testa bassa proprio il Licata con la palla messa in mezzo da Esposito, prova ad arrivare ma non riesce nel migliore dei modi Greco, poi direttamente dal rinvio di Valenti c'è una grande opportunità con Manfred che si lancia, calcia al volo, la palla lambisce il palo, poi calcio di punizione di Privitera, la palla controllata da Esposito che mette in mezzo e c'è Merola che bissa la rete segnata contro il Marsala, porta in vantaggio il Licata e poi vede risultare davanti ai propri sostenitori per l'1-0 della capolista, ancora una volta in maglia blu e gialla ai danni del Cus Palermo che torna a farsi vedere per la prima volta dalle parti di Valenti. C'è la conclusione che il portiere non riesce a bloccare, per sua fortuna arriva un compagno a spazzarla via, poi su questa sponda tentata e riuscita da parte di Vitale c'è la conclusione di Gabriele Morana che si perde fuori, torna a farsi vedere il Licata in attacco con questa conclusione di Lapiana, palla che esce di poco, la lascia sfilare Mortillaro, ancora la squadra di Bonfatto che attacca sulla sinistra con questa palla messa in mezzo, colpo di testa e miracolo di Mortillaro sulla zuccata da parte ancora di Merola, poi calcio di punizione di Privitera e uno schema che prova ad armare il destro al volo di Esposito, ma l'ex Vittoria arriva poco convinto e la palla sfila a fondo campo. Ancora un'opportunità per il Licata con Manfred che si presenta davanti a Mortillaro, bravo il portiere a respingere ma era in fuorigioco il centravanti del Licata. Con le immagini passiamo alla ripresa a questo calcio di punizione per il Cus Palermo tentato da Bonanno, entrato nel corso del primo tempo, la palla sorvola, la traversa, dall'altra parte calcio d'angolo di Privitera, lo stacco imperioso e di pettinato, la parata miracolosa e ancora di Mortillaro, ancora pettinato e questa volta si esibisce in questo rinvio. La palla arriva a Manfred che controlla sul filo ancora del fuorigioco, calcia fuori, si dispera l'attaccante palermitano, ma occhio a questa azione sulla sinistra del Licata, il cross di Lapiana è perfetto per Esposito che solo soletto sul secondo palo colpisce di testa, batte Mortillaro e allora arriva il gol del raddoppio liberatorio per il Licata che si scioglie definitivamente, consapevole del fatto che la vittoria è ormai in cassaforte. E allora ancora azione sulla sinistra, la palla che arriva al limite dell'area di rigore dove c'è Lapiana che stavolta prova a mettersi in proprio, rimane fermo Mortillaro ma la palla non entra, poi altro servizio in avanti di Tedesco per Manfred che si defila, va a calciare, c'è la respinta di Mortillaro ma sul tapin arriva ancora una volta El Pocio Esposito, doppietta per il numero 7 del Licata che di fatto chiude la pratica con l'1-2 del suo numero 7 promosso titolare al posto di Arario. E questa è l'ultima giocata della partita, il Licata batte senza troppe difficoltà il Cus Palermo, mantiene la vetta della classifica di eccellenza Girone A. Da Sportisile è tutto, alla prossima!